De Rosa è una piccola presentazione personale perché appunto non vengo dall'Italia, vengo dalla Svizzera. In questo momento sono venuto ieri dalla Svizzera e posso dire che finalmente è bello parlare anche un po' in italiano, fare qualcosa in italiano dopo tanto tempo fatto in tedesco. Ringrazio Marco per l'invito perché il tema dei cervelli in fuga è un tema che mi riguarda molto da vicino, anche se quando sono fuggito io dall'Italia, dopo la laurea, io mi sono laureato nel 92, questo fenomeno non si parlava, non era stato ancora coniato questo termine, questo neologismo, e poi devo dire anche la verità, io, prima di fuggire col cervello sono fuggito con il cuore. Mia moglie svizzera tedesca, e quando mi sono laureato in germanistica e in linguistica, volevo fare il dottorato di ricerca, il professore in Italia mi ha detto: visto che c'hai un piede lì, prova a fare lì il tuo dottorato e poi ritorno in Italia. Ho fatto il dottorato di ricerca prima a Freiburg in Breisgau, Friburgo in Brisgovia, e poi a Zurigo, e nel 2001 alla fine ci sono riuscito, potevo ritornare in Italia, solo che c'era un piccolo problema: era nato il terzo figlio e con 1.100 euro al mese, 3 figli da mantenere, era difficile ritornare in Italia, quindi sono rimasto in Svizzera. Quindi questa è la mia piccola storia personale. Tra l'altro ho scritto anche un libro, spero di trovare anche un giorno anche un editore che mi pubblichi le storie di cervelli in fuga, vediamo un pochettino, poi prendo le scritte proprio le mie esperienze personali. Però oggi non è questo di questo che voglio parlare un pochettino di questo fenomeno dal punto di vista come lo vedo io dalla Svizzera. Non ho tanti numeri, ho soprattutto immagini, e questo è il sommario. L'ultima conclusione finale lo correggerei. Conclusione basta, perché la conclusione avrei la considerazione finale all'inizio, quindi conclusione basta. Voglio dire semplicemente l'ultima cosa prima di dire cosa mi occupo in Svizzera. Allora, un italiano è un germanista che si occupa io mi occupo di plurilinguismo, educazione plurilingue e di comunicazione interculturale. Cioè io sono italiano che insegna agli svizzeri tedeschi e agli svizzeri in generale, ai futuri insegnanti svizzeri, cosa è plurilinguismo. E me la devo vedere con i tedeschi di Germania come concorrenti, insomma, quindi è abbastanza dura, ma in qualche modo si riesce. Allora, io ho tante immagini e tante domande. Quando andate a vedere su Google, mettete sotto ricerca cervelli in fuga, ci sono tante immagini. Io ho scelto questa, i cervelli con la valigia. E cervello in fuga è solo una delle tante denominazioni. Per tradurre dall'inglese brain drain. Brain drain significa prosciugamento del cervello, dei cervelli, cioè quando i cervelli cambiano paese, da una parte si prosciuga, dall'altra parte c'è appunto il travaso dell'acqua, diciamo così. Ma ce ne sono tanti altri, insomma. A me piace il cervello in fuga perché, insomma, questa immagine mi piace molto. Ecco, chi sono i cervelli in fuga? È stato prima detto molto bene, appunto, sono giovani che hanno una preparazione di alto livello, insomma, hanno in genere una laurea, hanno un dottorato e vanno all'estero per qualsiasi motivo. Chi vuole fare ricerca, c'è chi vuole andare a insegnare, insomma i motivi sono tantissimi. E per esempio molti vanno a fare carriere all'interno di istituzioni, all'interno dell'Unione Europea per esempio, altri vogliono fare carriera all'interno di varie ditte multinazionali. E la cosa che mi ha colpito molto in questi ultimi anni è stato questo. Ogni tanto, una volta all'anno, io mi prendo il lusso di andare all'Università di Venezia a tenere una lezione a Ca' Foscari. E io ho ottimi rapporti, ho lavorato per 2 anni all'Università di Venezia, poi sono appunto
rimasto in Svizzera, però una volta all'anno vado all'Università di Venezia. E negli ultimi 2 o 3 anni mi ha colpito molto questo fenomeno. Gli studenti che venivano alle mie conferenze, alle mie lezioni, alla fine della lezione, almeno la maggior parte di loro mi chiedeva: ma signor De Rosa, cosa possiamo fare noi per venire a lavorare all'estero? Signor De Rosa, come possiamo fare noi per venire a lavorare all'interno dell'Unione Europea? Cosa possiamo fare noi per lavorare nelle grandi multinazionali? E il signor De Rosa è solo un linguista, non è uno che... però insomma qualche consiglio ve l'ho dato anch'io. E poi i consigli poi sono anche nella mia presentazione. Poi un'altra cosa molto interessante mi è capitata recentemente. Ero a Cairano San Marco, dopo Pasqua, in un centro sportivo, in un centro commerciale, e una signorina, una commessa, mi ha visto scendere dalla macchina targata svizzera e fa: mi scusi, posso fare una domanda? Certo, prego. Senta, come posso fare io a venire a lavorare in Svizzera? E soprattutto cosa può fare mia sorella che ha studiato lingue a Venezia e vorrebbe lavorare? Quindi mi ha colpito molto questa cosa qui, insomma, è come se fossi io il consigliere per questi cervelli in fuga. E la terza cosa che mi ha colpito molto, mi colpisce molto, sempre di più: io abito in una realtà cittadina relativamente piccola, Sciafusa, a nord di Zurigo. Adesso Leonardo da Vinci può essere considerato un cervello in fuga, ha lavorato in Francia. Negli anni 40 Enrico Fermi si è occupato di fisica atomica, Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia. Tra l'altro molti di loro hanno lavorato negli Stati Uniti, Carlo Rubbia ha lavorato a Ginevra, quindi non è un fenomeno nuovo, solo che finalmente il fenomeno viene verificato adesso e viene valutato adesso. È un fenomeno solamente italiano? No. È vero, noi siamo in Italia, quindi parliamo di cervelli di fuga italiani, ma in realtà non è così. Io vivo in Svizzera, nella Svizzera tedesca, e dei cervelli di fuga dalla Germania verso la Svizzera quasi nessuno ne parla. Il 50% dei professori che lavorano nell'università di lingua tedesca, della Svizzera tedesca, sono tedeschi di Germania, e si sente anche dall'accento. Ricercatori, dottorandi, cioè la Svizzera tedesca è invasa da tedeschi di Germania. L'Irlanda, con la crisi che si trova, molti cervelli irlandesi emigrano di nuovo negli Stati Uniti, per esempio. Dalla Gran Bretagna vanno in Australia, dall'India vanno in Germania, per esempio, o dal Pakistan vanno in Inghilterra. Insomma, è un fenomeno globale. Contrariamente a quanto si pensi, l'Italia non è un paese dove ci sono tanti laureati. Molti dicono: ah, va a studiare così. No, in realtà no, il numero di laureati è all'interno dei paesi dell'Unione Europea e all'interno dei paesi occidentali è ancora molto basso. E quindi questo rappresenta: i laureati sono solo una punta di un iceberg che arrivano su in cima. Se poi una volta arrivati in cima decidono anche di andarsene via, vuol dire che poi in realtà rimangono pochissimi qui, insomma. E questo è un fenomeno che bisognerebbe verificare. Perché in Italia ancora adesso molte persone comunque abbandonano gli studi, non si laureano e hanno problemi a farlo? Io avrei anche delle risposte, ma forse dopo, durante il dibattito. Perché fuggono? Diciamo che la maggioranza di loro vuole fare ricerca, almeno chi vuole lavorare in ambito accademico vuole fare ricerca. Poi c'è naturalmente l'aspetto della carriera, no? Arrivare su in alto, l'aspetto dei soldi, all'estero si guadagna di più. Un professore universitario in Svizzera può arrivare a guadagnare 12.000 euro al mese. Un professore di liceo in Svizzera può arrivare a guadagnare 8.000-9.000 euro al mese. Insomma, c'è una certa differenza. Un insegnante elementare in Svizzera guadagna tra i 7.000 e 8.000 euro al mese. Non è male, insomma, quindi capirete che ci vuole un pochettino.
Poi per gli imprenditori, per esempio, uno dei problemi l'Italia è un paese pieno di carte, burocrazia. E poi un altro motivo è la qualità di vita, qualità dei servizi, treni puntuali, quando tu fai delle domande al comune ti rispondono puntualmente, insomma tutto quello che può facilitare anche la creazione di una propria famiglia, insomma. Dove fuggono? Ecco, qua ci sono i paesi, in parte li hai accennati tu. Stati Uniti chiaramente sono una delle mete principali. In Europa la Gran Bretagna è sicuramente molto ambita, la Germania anche, la Svizzera chiaramente è lo stesso. Grosso modo sono gli stessi paesi della vecchia emigrazione.